Buonasera a tutti gli amici da casa, 12ª puntata di Che Calcio Che Fa su Lombardia TV. La settimana scorsa ci sono state delle avvisaglie di polemica molto importante portate avanti dal presidente della Fiorentina Commisso, che si è sentito scippato di un risultato con dei rigori, l'arbitro che non è stato ovviamente impeccabile, il capo degli arbitri che ha disquisito in settimana dal suo punto di vista come appunto la categoria deve essere difesa, insomma le battutine, insomma diciamo che le solite polemiche che ormai sono anni e anni in qualche modo ammorbano, ma sono anche quasi la parte centrale del calcio, ma noi vorremmo che non lo fosse assolutamente. Parlando anche di situazioni diciamo un po' accalorate, bisogna pensare che per esempio nel prossimo weekend calcistico c'è il derby di Milano, questo Milan-Inter, che insomma sarà abbastanza indicativo sia per l'Inter, per cercare di dare continuità a questi risultati e rimanere affrancato ovviamente alla testa della classifica, e il Milan che sarà davanti a un banco di prova dove ovviamente svetterà la figura carismatica, l'abbiamo visto in questi ultimi periodi, quella di Zlatan Ibrahimovic. È evidente che in questo momento diciamo particolare, un po' di scorie settimanali, forse abbiamo bisogno un po' di disintossicarci. Allora per disintossicarci l'unica cosa che rimane da fare è guardare al passato, guardare alla bellezza del calcio in generale, alle cose che rimangono nella memoria storica di ognuno di noi, ma soprattutto queste cose vengono diciamo in qualche modo rinverdite con la vicinanza di amici che vengono qui a passare un'oretta e passa ovviamente a Che Calcio Che Fa. Quindi vado subito a presentare, perché abbiamo un nutrito numero appunto di slide e di argomenti appunto da vagliare assieme agli amici, quindi presento in questa ambientazione particolare granata un amico che viene per la prima volta a Che Calcio Che Fa. Ho l'onore di presentare il direttore di Soccerdata, Marco D'Avanzo. Buongiorno a tutti. Eccolo. Bene, Marco D'Avanzo, poi ci racconterai anche dell'ultima fatica letteraria che andremo anche a presentare a Crema, alla libreria, al bookstore Mondadori in centro a Crema, e lo faremo ovviamente con due amici che io li unisco un po' come se fossero un po' Bibi e Bibò, perché sono gli amici di C'era una volta re, di questa bellissima trasmissione radiofonica. In questo momento è parcheggiata nell'etere, ma potrebbe attivarsi da un momento all'altro, quindi aspettiamo che si sblocchino determinate situazioni, quindi li presento in doppia mandata. Eccoli qua: Tommaso Lavizzari, giornalista. Ciao Fulvio, buonasera a tutti. Ed Enrico Laseri, DJ Henry. Hai già detto tutto, DJ Henry, quindi. Grazie Fulvio, ciao a tutti. Il problema è che non è DJ Henry, ma dietro DJ Henry c'è critico musicale, giornalista musicale, produttore musicale, organizzatore di eventi, eccetera eccetera, insomma nell'ambito della musica. Trip della Jugoslavia. Trip della Jugoslavia, le abbazie romaniche, insomma vabbè, insomma tanta bellezza, tanta cultura. A questo punto non perdiamo tempo, abbiamo una parte iniziale di qualche minuto in cui ricordiamo questo bellissimo libro che è appunto l'ultima pubblicazione di Soccerdata, che è il, se la vediamo subito, Tutto il Grande Torino minuto per minuto, e quindi noi andiamo subito, anzi vado subito a raggiungere il nostro ospite in postazione. Eccolo. Eccoci qua, quindi vabbè, i potenti mezzi di Che Calcio Che Fa consentono di avere queste inquadrature, e quindi soprattutto perché dietro abbiamo una grandissima squadra. Questa squadra è stata la più grande squadra al mondo, visto che poi parliamo di squadre nel più recente, diciamo, che abbiamo potuto vedere direttamente con i nostri occhi, tipo il Milan di Sacchi, il Barcellona di Guardiola, non so, la Germania, l'Olanda degli anni 70. Allora, da Granata posso dire che è stata la più grande squadra del mondo. Probabilmente non si può fare una cosa oggettiva. Che tipo di mela piace a te, che tipo di mela piace a Tommaso, Enrico, sono tre mele diverse magari, quindi non si può sapere qual è la mela migliore al mondo. È stata una grandissima squadra. E tra l'altro mi fa anche specie che nella tua presentazione, nella sigla, non esista neanche un giocatore del Torino, ma adesso tutti gli stranieri pure, ma certo. Del Torino nessuno. Ti ringrazio molto. È stato gentilissimo. Va bene, andiamo avanti, pazienza, cioè se ne faremo una ragione. Faremo anche un'altra sigla. Faremo anche un'altra sigla, va bene, lo so, quindi sarà una trasmissione un po' complicata, io ho già capito, anche perché poi abbiamo da presentare
questo libro, quindi questo libro, già vedete che ci sono tutti i memotac a fianco, però in realtà la presentazione sarà coadiuvato ovviamente dal duo di C'era una volta Orei. Allora, io la cosa che mi preme maggiormente quando vedo indubbiamente qualcosa che riguarda appunto il Grande Torino, penso sempre alla memoria. La memoria storica di un qualcosa, perché un tramandato, tutta gente, personaggi che hanno detto quella squadra lì era una cosa, per esempio, non so, una persona che conosco mi aveva detto io ero bambino, però quella squadra lì non l'ho più vista da nessun'altra parte. Sì, gioco, soprattutto faceva parte di un tessuto sociale particolare in Italia. La nostra nazione usciva da un periodo di guerra che le aveva spaccato le ossa sotto tutti gli aspetti, e il Torino era stato il primo modo per riaffacciarsi in Europa con una certa dignità da parte dell'Italia e degli italiani. Era la voglia di rivincita che c'era da parte del nostro popolo, era qualcosa che erano 11 giocatori, 12, 13 insomma quelli che giocavano, erano veramente invincibili, hanno superato qualsiasi tipo di record fosse possibile superare, e rappresentavano veramente questa voglia di rinascita. Poi il fatto che l'ambiente storico, quindi il momento storico degli fine anni 40, fosse un ambiente molto più pulito rispetto al nostro, ha fatto anche in modo che tanti avversari, fra cui io cito per esempio Boniperti, il presidente della Juventus che ha giocato contro il Grande Torino, ha sempre riconosciuto questa come la più grande squadra, ma perché prima si usava molto più spesso parlare bene degli avversari, adesso si aspetta solo la loro morte. Questa è una cosa, vabbè, questa è una deformazione che ormai è passata negli anni, ma non solo nel recente, ma abbiamo anche grandissimi esempi, no? Un esempio velocissimo, lo chiedo a voi due, di calpestare l'avversario del passato, non so, mi viene in mente un Milan Independiente per esempio degli anni 60, o non so, un Pasquale Bruno, per dirne uno. Ma io ricordo anche un Tardelli Rivera. Tardelli Rivera. Un Tardelli Rivera in Juventus Milan, e Rivera andò fuori in barella, credo, dopo pochi minuti. Era un primo Tardelli degli anni 70, 1974. Sì, il fallo che fece fallo scientifico subito a calcio d'avvio. Ma tu sì, beh, mi ricordo anche dei duelli incredibili tra Pietro Vierkovud e Van Basten, fine diciamo anni 80, inizio anni 90, prima che Van Basten purtroppo poi subisse l'operazione che gli fu. Vabbè, poi. Questa è memoria storica, insomma, memoria storica che in fin dei conti il calcio passa anche da questi episodi e chissà quanti ne hai inseriti, ma in realtà questo libro riporta episodi ma fino a un certo punto, se non andarli a cercare in questo effluvio di dati e di numeri, perché ricordiamo cos'è anche Soccerdata. Sì, Soccerdata è una società che si occupa di ricerca storica del calcio. E quindi abbiamo ricostruito nel tempo per la UEFA le partite internazionali giocate dalle squadre, dai club e dalle nazionali, e questa passione di voler andare a scovare, a trovare la verità dei numeri. Come avviene? Quindi c'è un discorso di andare a recuperare tutti i giornali, testi, enciclopedie, un lavoro minuzioso, un lavoro di controllo anche. Perché soprattutto di ricerca e poi di controllo. Perché non è detto che i dati siano perfetti. Sì, assolutamente sì, anche perché una volta le formazioni delle squadre venivano passate col telegrafo, col telefono, e quindi c'erano molto spesso degli errori di dizione, per cui veniva scritto un giocatore piuttosto che un altro, o altrimenti proprio dei refusi dei giornali che sono attuali anche adesso. Quindi c'è un lavoro di ricerca e un lavoro poi dopo di double check, come dicono gli inglesi, per fare in modo che quello che viene prodotto e venduto al pubblico sia la realtà più possibile vicina appunto alla realtà dei fatti. Ecco, il personaggio che svetta di più però forse non è tecnicamente, cioè dovrebbe essere il migliore, il più famoso, ovviamente Valentino Mazzola, quindi probabilmente sarebbe stato un ottimo pallone d'oro probabilmente all'Ego, però forse tutto sommato la sua figura si erge di più, ma c'erano anche altri personaggi che erano veramente molto forti, però chissà perché viene fuori questa memoria di Valentino Mazzola, perché
era forse il finalizzatore, no? Quindi l'uomo squadra, il capitano. È chiaro, ma infatti allora il Torino è la squadra italiana che ha più bibliografia a suo favore nella storia. Io e Guido Barosio, che abbiamo fatto insieme questo libro, abbiamo pensato di non fare l'ennesimo enunciazione del Grande Torino, sì. ma di fare qualcosa di diverso. Infatti lui non racconta nella sua parte, scritta magnificamente, di Mazzola che si tira sulle mani, che si imbocca le mani, inizia il quarto d'ora Granata, ma racconta del mito, della storia del toro, collegandolo al mito dei greci, eccetera. Quindi qualcosa di un pochettino diverso. E io da parte mia ho cercato di, recuperando le 296 partite giocate dal Grande Torino dal settembre 42 alla Superga, comprese tutte le amichevoli, ho cercato di mettere in un unico contenitore tutto quello che sono state le gesta di questi grandi giocatori. E da qua la statistica ci viene in aiuto, perché ci fa scoprire degli aneddoti, delle curiosità che nei pur migliaia di libri usciti in precedenza non sono mai uscite. Te dico una giusto perché mi piace ricordarlo, perché facevo il portiere quando avevo 88 kg di meno. Sì, Bacigalupo, 25 anni, è morto a 25 anni, ha giocato 4 anni solamente col Toro, ha fatto in tempo a essere espulso 2 volte in 2 partite. E prima non c'era l'espulsione, la regola dell'espulsione per l'ultimo uomo per fare il portiere, ma semplicemente perché si prendeva a pugni con l'avversario. Torino ha fatto una tournée in Brasile e Bacigalupo è stato espulso in questo tournée perché si è preso a pugni con il centravanti del Corinthians all'avversario. Ecco, questo tanto per dire che siccome esiste poco materiale video riguardo a questo, quindi è logico che andare a ricercare l'identità di una grande squadra, visto che non c'è il supporto dell'immagine, ma entrando nelle pieghe appunto dei dati e delle partite, ecco che cosa viene fuori. L'emozione l'abbiamo già in qualche modo soddisfatta con tutte questo effluvio ovviamente di pubblicazioni, e invece questo è un dato proprio prettamente tecnico, no? Cioè più tecnico, dove praticamente si può andare a cercare qualcosa di più interessante. E come dici tu, appunto, parlando di espulsioni, chi avrebbe pensato che un portiere purtroppo perito in quella tragedia a Superga come Bacigalupo invece fosse stato espulso in una maniera così, diciamo, di basso livello, ecco, insomma, cruenta. Va bene, terminiamo questo break riguardante la squadra del Grande Torino. Ricordiamo appunto il libro Tutto il Grande Torino minuto per minuto, questo la dice lunga anche per ciò che riguarda ovviamente un qualcosa di romantico, perché qua parliamo di minuto per minuto come il calcio minuto per minuto. Io riprendo la postazione che mi compete e al tempo stesso riprendiamo giustamente la trasmissione. Eccoci, siamo arrivati, ecco qua. Allora, iniziamo la trasmissione, abbiamo iniziato alla grande indubbiamente con questi colori granata. Andiamo adesso a parlare subito dei temi, perché vi voglio vedere già belli caldi, dai. Ecco, il calcio in Italia vive di TV, quali alternative per sostenere il sistema? Vado subito da Tommaso Lavizzare perché mi aspetto già delle risposte ben precise. Eccoci, Tommaso. Allora, sì, il calcio italiano vive un grosso problema perché la sua unica fonte di sostentamento dei diritti televisivi, che stanno pian pianino anche diminuendo sempre di più, perché chiaramente l'interesse non solo degli italiani ma soprattutto del resto del mondo nei confronti della nostra Serie A è sempre minore, di conseguenza gli investimenti per poter vedere le partite sono sempre minori. E il problema secondo me andrebbe risolto alla radice, nel senso che, come è già successo in altri paesi come Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, tutti tranne il Portogallo, che forse è l'unico paese come l'Italia ad avere un calcio veramente in condizioni preoccupanti, hanno ricostruito tutto dalle fondamenta, trovando delle soluzioni ai problemi, ma soprattutto rifondando quelli che erano le strutture, sia fisiche che anche diciamo didattiche, per creare quelle che sono diventate, per esempio mi viene in mente la Francia, visto che è campione del mondo in carica, per ricostruire quello che è il sistema dalla base. Ecco, l'Italia, se vuole ritornare ad ambire a qualche
non solo ad essere un campionato più ricco, ma anche un campionato più interessante e più bello da vedere. Forse la cosa più importante. Il grosso problema è secondo me il cambio generazionale dei dirigenti, dei manager che non solo gestiscono le squadre ma proprio tutto il calcio italiano a livello macro. Mi aspetto invece da Enrico una risposta più creativa, visto che sei in ambiente musicale. Ma insomma, io pur amando il calcio romantico, però vado un po' in controtendenza con quella che è la mia attitudine, e devo dire che per rinnovare è chiaro che la televisione è diventata un succedaneo all'ambiente proprio stadio, quindi bisogna agire in direzione infrastrutture, dove siamo veramente indietro, siamo forse uno dei paesi forse più arretrati, abbiamo pochissime squadre con stadi propri e confortevoli, quindi andrei verso quella direzione. Questa fantomatica legge sugli stadi poi che non riesce a partire, quindi anche la politica deve fare la sua parte, perché altrimenti le due cose insieme non possono reggere se non hanno, diciamo, una voce corale. Quindi per me, per rinnovare bisogna incominciare. Chiaramente il ruolo dirigenziale è fondamentale e la politica calcistica, ma tutta la situazione infrastrutturale è veramente povera. Vediamo invece il colore granata da questa parte, visto che si parlava del Grande Torino che in qualche modo rappresentava, diciamo, la rinascita di un paese, quindi probabilmente anche il supporto politico deve aver anche agito bene, no? Perché si cercava di ricreare lo spirito un po' della nazione dopo la guerra, quindi insomma la politica deve fare la sua parte. Sei d'accordo, Marco? Assolutamente sì, capendo che la gente la si fa appassionare al calcio quando la si manda in uno stadio dove si trova bene. Io adesso non ho esattamente calcolato quanto sia alto il gradino che deve fare un bambino di 4 anni a San Siro per salire le scale, per salire da una poltrona all'altra. Io non posso portare mio figlio di 4 anni a vedere la partita a San Siro se poi che cammina da solo, mi cade da un gradino all'altro, sbatte per terra, si fa veramente male. Ma questo è un esempio scemo per dire che non abbiamo le strutture, non abbiamo l'idea, non abbiamo l'intraprendenza che hanno avuto nelle altre nazioni, Inghilterra per prima, a capire che è lo stadio il fulcro di tutto. In Italia la prima squadra che ha fatto lo stadio di suo mi pare fosse stata la Reggiana, che adesso ci fa giocare il Sassuolo, perché la Reggiana praticamente è bravo. Purtroppo è così, quindi c'è una decadenza appunto di tutto il sistema, quindi ecco, vediamo che anche qui è sempre un problema rimanere anche a galla. Vediamo la prossima slide. Quindi le grandi famiglie, Moratti, Berlusconi e company, sono ai saluti, ormai l'abbiamo visto. È tempo ora di investitori stranieri. Io qua vedo che indubbiamente c'è la coppia padre-figlio Zhang, Pallotta che sta per vendere, abbiamo Singer del fondo Elliott, abbiamo, no, Pallotta, scusate, sì, Pallotta, sì, è commesso dall'altra parte invece per la Fiorentina in questo movimento plastico, quindi potrebbe giocare lui, quindi diciamo la verità. O fare l'arbitro magari. Magari. Anche facendo l'arbitro. Questi investitori entrano in Italia, non vi sembra, visto che siete anche molto ferrati con l'ambiente, diciamo, anglosassone, del calcio anglosassone, che possa rappresentare un po' l'inizio anni 2000, metà, diciamo, degli anni 1995, dove praticamente le squadre inglesi venivano acquistate dagli americani, thailandesi, eccetera eccetera. Tommy? Ci sarebbe da augurarselo, nel senso che, vabbè, visto che sono qui con Harry è uno dei più grandi sostenitori del fatto che gli investitori stranieri dovrebbero investire nelle nostre realtà, anche perché andrebbero ad affiancare delle squadre di calcio a dei luoghi belli da vedere dal punto di vista artistico, architettonico, culturale, per loro, gastronomico. Giustamente per loro. Il problema è che allora, ci sono delle differenze da fare. Chiaramente Elliott in questo momento alla guida del Milan ha tutti degli altri obiettivi rispetto a quelli che potevano essere gli obiettivi di Pallotta piuttosto che di Comiso, piuttosto che di Zhang. È chiaro che Zhang arriva in Italia e compra l'Inter anche e soprattutto per scendere sul mercato con la propria azienda, quindi ha un interesse più scollegato dalla realtà calcistica. La realtà calcistica è un mezzo.
Mi domando invece delle realtà come appunto Pallotta e Commisso, che dovrebbero essere le realtà tipo che vengono a investire in Italia, ovvero hanno interesse per la squadra di calcio, quindi hanno bisogno di uno stadio, quindi hanno bisogno di strutture per crescere, per stabilizzare un business e aumentare il valore di un brand. Il problema, si torna alla risposta precedente, ovvero finché però la politica e le strutture non sono pronte ad accogliere degli investitori, ci troveremo nelle situazioni come quella di James Pallotta. Da 10 anni in Italia ha investito, aveva in mente un progetto, non avendo mai potuto poi effettivamente realizzare lo stadio, ha perso interesse, se ne va via. Quindi è chiaro che sarebbe interessante. Gli inglesi hanno costruito prima il sistema e quindi di conseguenza sono venuti a investire nel sistema. Qui vengono a investire perché effettivamente l'interesse c'è, dopo scappano. Questa è la mia paura. Ecco, quindi è giusto, c'è l'interesse, perché quindi vuol dire che siamo ancora da un certo punto di vista appetibili per gli stadi e le strutture, i centri commerciali, che io rabbrivisco quando sento parlare del centro commerciale vicino allo stadio, però evidentemente bisogna adeguarsi. Henry, tu che sei un anglosassone italiano. È un cane che si morde la coda, perché fin quando non riusciamo a risolvere il problema legato all'infrastruttura, anche l'investitore sarà assolutamente demotivato. Però sono arrivati, sono arrivati magari proprio allettati per fare lo stadio. Esattamente, però bisogna anche ragionare su un altro punto. Se vogliamo prendere il modello inglese, che è abbastanza aberrante, però è quello che può dare anche cash immediato, e lì però hanno venduto il brand Premier League. Invece noi qui continuiamo a ragionare a singoli e comparti calcistici. Sì, senza vendere il brand, come dicevi. Esatto. Serie A. A vendere il brand Serie A occorre che la Serie A diventi un'azienda. Ecco, manca questo scatto. Diciamo che è una visione molto ampia, aziendale, come dovrebbe essere un'impresa, fare impresa da questo punto di vista. Ma il calcio oggi è solamente azienda, è solamente, diciamo, anche l'economia è un prodotto che va a influire sul prodotto interno lordo. È perfetto, perché a questo punto tu mi dai il là per la prossima slide, a cui voglio che risponda per primo Marco, visto che si tratta di numeri. È una slide che sto riproponendo da più puntate, perché è una cosa che mi sconvolge un po'. I fatturati delle prime 20 squadre europee, 8 sono inglesi, 4 italiane, 3 sono spagnole, 3 sono tedesche e 2 sono francesi. Quindi abbiamo poi il Barcellona che ha sfondato il muro degli 800 milioni, che è 840, seguito dal Real Madrid 757, poi scendiamo Manchester, Bayern di Monaco, Paris Saint-Germain, Tottenham, Chelsea, Juventus, che la troviamo al 10° posto con 459, la metà quasi del Barcellona, e a seguire l'Inter, la Roma e il Napoli che chiude in ultimo. Quindi insomma, arrivato a un certo punto vuol dire che sta crescendo qualcosa, cioè io lo prendo come un dato positivo. La settimana scorsa c'era Mario Macali, ex presidente di Lega Pro dal 97 al 2015, e ha detto sì, però di tutte queste squadre andate a vedere l'indebitamento che ha il Barcellona o il Real Madrid, insomma salverebbe solo il Napoli di tutte queste squadre. Io adesso voglio sapere il pensiero ovviamente di Marco D'Avanzo, visto che parliamo di numeri. Allora, numeri poi dopo alla fine qua contano poco, perché la realtà dei fatti sono le performance delle squadre in Europa. A parte la Juventus, ditemi qual è stata l'ultima squadra italiana e quando abbia raggiunto la finale di una finale. Però i soldi aiutano, perché sappiamo, prendi il giocatore, prendi la squadra, nel tempo hai un programma e riesci a creare una squadra competitiva. Se ti mancano i soldi, ovviamente alla base, vuol dire che devi prima di tutto, è un po' come anche diceva lui, il cane che si morde la coda, e quindi il gatto. Il gatto si morde la coda, il cane è il cane che fugge. No, nel senso che sì, infatti sono assolutamente d'accordo, sia quello che ha detto loro prima che sul fatto che bisogna avere i soldi per investire, ma i soldi comunque ti arrivano nel momento in cui c'è la prestazione. Esatto, certamente, nel momento in cui hai uno stadio in cui riesci a fare del merchandising. Quale stadio italiano fa del merchandising? Cioè devi creare risorse, devi creare delle risorse che possano in qualche modo... La passione in Italia è altissima, è grandissima, infatti gli investitori stranieri lo sanno questo, ma poi investono e poi se ne devono andare via perché non ci sono dei ritorni sufficienti, perché non sono messi in condizioni di avere ritorni. Sentiamo Tommaso ed Enrico riguardo a questa tabella, qualcosa che insomma
si smuove, sembrerebbe muoversi, al di là del fatto che appunto il dottor Macali diceva che è tutto da vedere questa tabella. Ma non sono d'accordo con quello che dice il dottor Macalli, perché Barcellona e Real Madrid sono tutte società sanissime, cioè nel senso, chi investe non vuol dire che ha i bilanci non a posto. Investire significa investire, cioè mettere dei soldi per produrre degli altri. Lui diceva che ha un indebitamento notevolissimo con le banche. Assolutamente non è vero, perché nel momento esatto in cui vogliono rientrare hanno la liquidità per poterlo fare, cioè investire non significa non avere i soldi. Il problema delle squadre italiane è che non investono. Cioè il Napoli non investe nel Napoli, il Napoli investe per comprare dei giocatori che poi a un certo punto cede o vanno a scadenza di contratto e quindi non riproducono. Investire significa investire nelle strutture. L'Inter è una società futuribile, perché l'Inter ha investito nelle strutture e ha costruito una realtà che necessariamente migliorerà col passare degli anni. La Juventus lo ha fatto prima. Però vedi, hai da una parte De Laurentiis che è un imprenditore per quanto di buonissimo livello, non è ovviamente Suning che fattura. Beh sì, però se invece di comprare il Bari uno investisse nello stadio o investisse nelle strutture del Napoli, Napoli probabilmente però, forse è anche una realtà un po' particolare, sì, che non è facile. sì, però non credo che nelle altre paesi del mondo trovino sempre il mulino bianco, cioè no. Se un imprenditore decide di investire nel Napoli e quando deve fare il salto di qualità compra il Bari, non credo che il suo interesse sia quello di fare il bene del Napoli. Io trovo che quella tabella sia estremamente anche preoccupante, quindi sì, sono abbastanza in disaccordo con il commento all'origine, sì, perché trovo che già anche la Juve è abbastanza indietro. Poi chi comunque è fortemente indebitato però ha degli asset grossi di appunto di valore, di grande valore immobiliare, certo. E tu vai dalle banche e negozi linee di credito, è fondamentale. Sì. Poi un altro dato che secondo me è veramente, direi, allucinante lì, che Schalke 04 sia addirittura sopra il Napoli, Everton e anche lo stesso West Ham. Quindi vuol dire che noi siamo ad un livello ancora veramente, direi, basico, già con squadre che puntano quasi a vincere il campionato o ci hanno provato. Enrico, però noi sappiamo, quanti di voi che sapete tutto della Premier, quanti milioni ci sono in palio da parte delle televisioni orientali nei confronti della Premier? Ma non è che glieli regalano questo. No, ho capito, però diciamo che questa superiorità ovviamente è dettata dal fatto che il West Ham si introita 200 già intanto. Che vuol dire che il West Ham potrebbe andare a permettersi i giocatori che il Napoli non può assolutamente comprare. Ma stiamo parlando là di un local team londinese e qui di una squadra che rappresenta comunque una città e un tifo anche estremamente diffuso in Italia. Mi sembra che i parametri siano abbastanza diversi. Tu mi parlavi di brand, vediamo la prossima slide. Guarda caso, guarda che brand, no? Non ci siamo sentiti prima per questo. Per loro siamo il cimitero degli elefanti, no? Quindi questa è un'affermazione che io, devo dire la verità, mi dà molto fastidio, perché il Times ha affermato una decina di giorni fa, vedendo in piena campagna di calciomercato dei giocatori che in teoria erano per poter andare nel nostro campionato. Uno di questi è Eriksen, che però non è un attempato professionista. C'era Giroud, poi è arrivato Young a 35 anni che tra sta facendo delle buonissime partite nell'Inter, e quindi a me sembra che comunque chi su cerchi di ricacciare chi cerca in qualche modo di rialzare la testa da un certo punto di vista, quindi anche questo apparato mediatico serve in qualche modo a contribuire a mantenere questa situazione. Marco, tu che conosci anche il calcio in generale, ovviamente anche i media, eccetera, eccetera, è proprio così oppure è stato un titolo fatto male? Al di là del fatto che qualcuno ha fatto anche una ricerca statistica, visto che parliamo con te, dell'età media dei vari campionati, il campionato più anziano è quello spagnolo, poi viene l'Italia e per 1,1 26,1 l'Italia batte la Premier, quindi non è che poi dopo il più giovane è quello francese. Ma guarda, secondo me il significato di questo, quello che è stato scritto, non è tanto il livello dell'età dei giocatori che giocano, esatto, ma è la situazione in cui si trova il campionato italiano. Il brand, come ha detto Tommaso prima, Premier League non è diversissimo dal brand Serie A. Certo. Allora, sì, ma perché questo è successo? Perché
lo dico da Granata, per 8 anni all'inizio del campionato si è sempre saputo che avrebbe vinto il campionato in Italia. E chi ti va a investire? Quale televisione va a investire su una cosa che sai come finisce già? Va a investire dove? In Inghilterra ogni anno può vincere almeno un lotto di 6 squadre. Allora la cosa è molto più appassionante. Allora chi parte da zero come il calcio, come gli spettatori dell'Oriente, perché partono chiaramente da zero, perché non possono conoscere il passato nei campionati europei, allora vanno a scegliere quello che è il più avvincente. Sì, diciamo sulla carta. Ti faccio solo un'altra Sì, prego. considerazione. Una volta in Italia, negli anni 90, quando veramente la Serie A era la Premier di adesso, arrivavano gli stranieri a 20 anni, 25 anni nel fulcro della loro carriera. Ok. Adesso è arrivato Cristiano Ronaldo, abbiamo fatto fiato le trombe Trucchetti, però a quanti anni c'aveva Ronaldo? Quanti anni? Certo, ovvio, quindi è tutto un po' in proporzione ovviamente, quindi non poi avessimo dei soldi, è chiaro che andremo su Hazard, no? Però Sì, è un po', diciamo, finché bisogna ci vedere come autocastriamo non produciamo niente. Va bene, vedo che sono già pronti in rampa di lancio per le loro affermazioni, sentiamo Tommaso ed Enrico. Per quanto riguarda il titolo del Times, Sì. il titolo del Times, allora io non parlo mai di età dei giocatori, parlo del livello dei giocatori. Il livello dei giocatori che prendiamo in Italia è basso, punto. Cioè che abbiano 35 o 50 anni o che ne abbiano 19 o 20, non prendiamo le prime, le seconde o le terze scelte mai. Capito, non ci sono soldi, Non ci però sono soldi. ci sono... Non li sappiamo far crescere. Esatto, ormai. cioè il discorso è che non è vero che non ci sono i soldi, non abbiamo la struttura che vada a prendere i giocatori prima, perché le squadre come l'Atalanta che costruiscono dei progetti sportivi agli ottavi di finale di Champions League ci arrivano, l'Ajax in semifinale di Champions League ci è arrivata, il Tottenham che non mi sembra abbia dentro i Messi ha fatto una finale di Champions League non più tardi dell'anno scorso, quindi vuol dire che se si investe arrivano. L'Inghilterra negli anni 90 avevano dei problemi, andavano a prendere i Gianluca Festa, i Benito Carbone, andavano a prendere i Maccarone. Però questi giocatori che a fine carriera, i Ravanelli, andavano lì, loro assorbivano quello che avevano da assorbire e nel frattempo miglioravano il loro sistema. Poi può piacere o non piacere il campionato inglese o il campionato italiano, francese, spagnolo, può essere vecchio, può essere più vecchio, può esserci una percentuale dello 0, di età di differenza. Negli altri campionati giocano i giocatori forti, nel campionato italiano arrivano i buoni giocatori a fine carriera, oppure arrivano gli Eriksen perché c'è una squadra che effettivamente sta facendo un permettersi di fare un qualcosa sta facendo un di più. progetto che sta crescendo. Ok, io prima di dare la parola a Enrico metto questa slide successiva, eccola. Stiamo parlando di giocatori, quindi li rivedremo insieme nella Serie A, visto che queste immagini di Messi con la camiseta nerazzurra gira già da una decina d'anni almeno, no? E quindi insomma voglio sapere... È una chimera. È una chimera, però questo elefante calcistico, dopo Cristiano l'altro elefante calcistico, si approdasse in Italia, nonostante 32 anni, 33 anni, una cosa del genere, ancora 2-3 anni di sogno per una squadra italiana potrebbe essere valido oppure no? Oppure rientriamo sempre nel discorso perché un conto fare lo spettacolo, magari un po' di spettacolo si può ancora fare. Guarda, la slide, no? Che hai fatto vedere legata al Times in parte fa una fotografia reale di quella che è la situazione italiana. Io temo sempre, come nel caso legato a Zlatan Ibrahimovic, che purtroppo molti cerchino di fare calcio sui social, le stesse società. Il calcio non è Instagram o Facebook, il calcio è il campo, è il terreno di gioco, lì viene fuori la verità assoluta. Dopo che tu voglia vendere Ibrahimovic come il problem solving di tutta una situazione, puoi farlo sui social, ma i verdetti poi bisogna vederli giocando. Ora, effettivamente lui ha portato un grande rinnovamento, direi emotivo, però dobbiamo tenere conto di una cosa, che la grande generazione dei vari giocatori di tutti gli anni 2010-2019, un tempo sarebbero stati quasi tutti qui. Sono arrivati forse
l'1%, il 2%. No, certo. Prendo ad esempio un Sergio Ramos, avrebbe giocato in Italia, Suarez avrebbero giocato in Italia. Vabbè, insomma, è chiaro che è una situazione molto complicata, non avendo i soldi, essendoci poca virtù nel nostro settore. Va bene, andiamo avanti, abbiamo parlato di Messi, questa è l'ultima slide prima della pausa pubblicitaria. Abbiamo parlato di Messi, quindi cambiamo, parliamo sempre di calcio romantico. È già diventato calcio romantico questa squadra, questo allenatore Guardiola, questi giocatori che la maggior parte hanno smesso di giocare probabilmente, almeno 4-5, però sto parlando di un'epopea che è durata 7-8 anni, quindi diciamo che andando verso un calcio più fisico e muscolare, quello già incomincia a far parte del passato. Poi magari mi smentiscono le prossime prestazioni del Barcellona, che vincerà la Liga e vincerà la Champions anche con un'altra squadra. Cosa dici, Marco, riguardo a questo? Sono d'accordo. Sì. Ormai già il passato, è una fase storica nuova. Sì, si è avuta questa evoluzione incredibile sulla fisicità e che quel Barcellona non aveva altre caratteristiche più tecniche. Quel stesso livello del Torino, del grande Torino, come immaginario, almeno dell'immaginario popolare. Torino 7-0 avrebbe vinto a Barcellona. Sentiamo Tommaso, Enrico, poi siamo in chiusura della prima parte. Sì, quindi... già calcio romantico perché... Cioè ormai è già memoria questa. Sì, no? Come tutte le grandi squadre, nel senso, io non sono mai stato pro, diciamo... sistema di gioco, cioè il tiki-taka, il sacchismo, il guardiolismo. Se hai certi giocatori giochi in un certo modo, se hai Xavi e Iniesta a centrocampo ti puoi permettere di giocare così. Non è più Xavi Iniesta. Se non hai più Xavi Iniesta e Messi giochi in un'altra maniera. Quindi è memoria, infatti Guardiola non riesce a replicare il suo modulo. I giocatori non può più giocare. Io però credo che il Barcellona, indipendentemente dalle fasi storiche e contingenti che può vivere comunque un club, andrà avanti dritto per la sua strada, cioè con il suo modulo che poi ha ereditato dall'Ajax, l'ha sviluppato attraverso l'arrivo anche di Cruyff, è andato avanti, ha costruito tutti i vari settori della sua società in questo modo. Mi sembra che può essere un calo generazionale, ma credo che il Barcellona vada avanti dritto come un treno per la sua strada. Questa è la mia idea. Sì, questo di sicuro, perché ormai loro sanno programmare anche per tempo, con una cantera e anche acquisti di ragazzi molto giovani, quindi insomma loro hanno la possibilità di poterlo fare, le risorse ce le hanno grande consenso, insomma vediamo un po', speriamo di riuscire a replicare poco a poco, di riuscire in qualche modo a replicare quella situazione dei fine anni 80-90, insomma, che erano situazioni bellissime per il calcio italiano. Quindi noi siamo arrivati alla fine della prima parte, quindi un minuto di pubblicità e ci ritroviamo subito qui per parlare di altre cose. Mondadori Bookstore, il Dream Team, che è la squadra del cuore dei nostri ospiti, che sono molto curioso di vedere. Eccoci, siamo ritornati, che calcio che fa, qua c'è già curiosità per il momento, diciamo, Mondadori Bookstore, e quindi cercheremo di accontentare Enrico Lazzari. Quindi Mondadori Bookstore, via Giuseppe Mazzini 48 a Crema, e la rassegna Parole e Musica per il 15° anno di vita di questa appunto importante libreria, e abbiamo come tradizione sempre un paio di titoli che vengono proposti direttamente da loro, e quindi andiamo subito ad elencarveli. Quindi abbiamo Fabio Genovesi, Cadrò
Sognando di volare, e dalla Mondadori sempre editore, e dall'altra parte invece Ann Petri, La strada. Quindi Cadrò sognando di volare di Fabio Genovesi è un romanzo che parla di sogni e aspettative che talvolta diventano delle catene invece per la mente, quindi il passato non esiste, è solo una parola, una scusa, il passato non è passato, sei ancora qua a rubarci il respiro, insomma, quindi c'è la possibilità di poter rinascere in qualsiasi momento. Dall'altra parte invece è un libro che è del 1946, La strada di Ann Petri, che viene scritto appunto da questa scrittrice nel suo primo romanzo, che diventa subito un bestseller. È il primo romanzo di una donna afroamericana a mettere grandissimo successo negli Stati Uniti, un capolavoro ora struggente, ora brutale, ora divertente, e lo dice il Wall Street Journal. Siamo arrivati quindi a questi due libri, indubbiamente dello spazio Mondadori Bookstore, e a questo punto, se ritorniamo un attimo in studio, ecco, questo è il momento del Dream Team. Eccolo qua, il vostro Dream Team. Li abbiamo tutti qui, da Matteos a sinistra a Roberto Baggio in basso a destra. Allora parto con l'ospite che è venuto a trovarci per la prima volta, quindi Marco D'Avanzo. Voglio sapere i tuoi numeri 11, se hai utilizzato, qual è stato il tuo criterio, ma molto velocemente, per poterli, diciamo, compilare. Probabilmente sono tutti del Torino. No, io ho iniziato più obiettivamente possibile, Ok. poi verso la fine mi sono lasciato andare perché non avevo finito il tempo per farlo, quindi ho fatto la cosa più facile, mi va in mente. Ok, allora il portiere. Vuoi sapere l'11 uno dietro l'altro? Sì, no, Ok. il portiere, Dasaev. la difesa, centrocampo e attacco. Perfetto. Portiere. Allora, Dasaev in porta, Dasaev, portiere sì, della sì, Russia, russa. ok. A destra terzino destro Maldini, Paolo Sì. Maldini, terzino sinistro Paul Breitner della Germania Sì. occidentale, in mezzo Moore, Sì, Bobby Moore. libero dell'Inghilterra, campione del mondo. Poi a centrocampo frangiflutti sono Harry Hahn e Marco Tardelli. Beh, insomma, due tosti. Certo. E in attacco ci sono Cruyff e poi Valentino Mazzola, Claudio Sala sulla destra, Graziani e Pulisic. Non ho capito il penultimo. Valentino Mazzola? Valentino Mazzola, Claudio Sala sulla destra, Claudio Sala. Graziani e Pulisic, i gemini del gol. Beh, insomma, molto granata. Insomma, Alla fine sì, l'ho beh, detto. insomma, non ce l'ha fatta, è riuscito a tenerla fino in fondo. Molto bene. E beh, questo è bellissimo perché ogni ospite ha i suoi criteri bellissimi. Adesso vediamo i criteri invece degli altri due amici. Quindi abbiamo Tommaso Lavizzari, stupiscimi. Allora, il criterio è stato, visto che è il mio Dream Team, sono andato sui giocatori che ho visto giocare Sì. personalmente e che da bambino per qualche motivo sono entrati nel mio cuore, da Ok. bambino o Beh, crescendo. ma infatti deve essere l'emozione, no? A Esatto, muovere. anche perché Quindi poi se- avevo già fatto una formazione. Sì, lo so. E allora, in porta Predom, Sì, terzino destro Lilian Thuram, sì. in mezzo alla difesa Franco Baresi e Ronny Koeman, perché è un giocatore che io ho sempre amato particolarmente, terzino sinistro Pato Branco, perché io ho sempre amato i giocatori che, Genoa, che caspita. battono le punizioni con un Sì, tiro di un certo che tipo, non difendono giocatori- e vanno in avanti, Esatto, alla che ho Roberto sempre Carlos. amato. A centrocampo in mezzo Redondo e Prosinecki, che sono per me due giocatori stratosferici. Alla destra con il numero 7 del 4-4-2 Thomas Hessler, Sì. a sinistra Dejan Savicevic e in attacco Van Basten ed Eric Cantona. Ma questa è una formazione, non so, fatta Molto più che altro di dinamica. grande personalità. Sono tutti giocatori di grandissima personalità. Redondo è stato sfortunato, ma è un giocatore di Giocatore grandissima. Vicino Prosineschi, giusto? È un Per me è grandissimo un giocatore che se avesse avuto pazzesco, meno problemi fisici che fisici sì, e sì, anche sì. un po' comportamentali, Sì, sì, non sì. avrebbe avuto nulla da invidiare a Maradona. E in linea con Cantona, perché sono quei giocatori che hanno veramente una grandissima personalità in campo, ma insomma molto, anche un po' rude come squadra. Bene, sentiamo A invece differenza Enrico. di Tom, chiaramente io ho uno scarto anagrafico indietro, quindi sono stati gli anni 70. Non il mio buttarti criterio. giù così, dai, anch'io ho messo Pelé, dai. No, però che io ho avuto la fortuna in televisione di vedere. Anch'io. Però io ho voluto attuare un criterio che è Sì. quello del gioco all'italiana mixato con qualcosa di gioco già a zona. Quindi Sì. Germania ed Italia l'ossatura. Ah, Sì, quindi io ho fatto Zoff in porta, sì, poi ho messo Fox sì, come terzino destro, Carlos Alberto
alla dall'altra sinistra. parte. Quindi un terzino che è forte, il contrario di fluidificante. Fox. Sì. Ma Carlos Alberto, tedesco o italiano? Brasiliano. Brasiliano. Grazie. È mixata, Vabbè, ho detto, la formazione vabbè. mixata. Poi io rimasi stupito, anche se è una squadra che non ho mai appunto amato, il Bayern Monaco degli anni 70, che aveva Schwarzenbeck come appunto stopper, che era un uomo dove non Questo passavi. mi stupisce un po' con Schwarzenberg, vabbè dai, e non mi metti magari a fianco Beckenbauer. Libero Beckenbauer. Ma vabbè, almeno mi hai calmato da questo, perché mettevi solo Schwarzenberg, no. Vabbè. No, perché andavano quasi in sincronia. Sì, esatto. Mediano io ho messo il grande Neskens, e qui c'è il mix tra il gioco all'italiana e il gioco a zona, che già lo vedi anche Certo. con Carlos Alberto. Viceversa, le due ali, quindi il 7 e l'11, Sì. Claudio Sala e Kevin Keegan se la giocano alla pari, quindi io esco con questo dubbio amletico. Ah, quindi o l'uno o l'altro, Sì. quindi mi hai dato una doppia scelta. Esatto. C'è un rafforzamento con Marco, Sì. da questo. Vi siete Claudio sentiti Sala, prima? Sì. assolutamente sì. Poeta della Nonostante a fa. te sembrava facesse schifo la mia formazione. No, nessuno ha detto questo. No, No, schifo, no, per carità. No. Poi simbolo della mia epoca è assolutamente Gigi Riva, Sì. quindi l'11 Gigi Riva. Rombo di tuono. A centrocampo, Sì. quindi un ruolo abbastanza di, come dire, interditore, Sì. il grande Tardelli. Tardelli. E poi la pennellata, le grandi visioni, le aperture, Gianni Rivera. Vabbè. E i centravanti, per me, simbolo assoluto di come si fa il centravanti, è Roberto Boninsegna. Vabbè, quest'ultima scelta è la stessa mia, e anche il numero 10 dietro a Boninsegna, Gianni Rivera, insomma, vabbè, abbiamo qualche anno di più. Vabbè. Questa è una formazione, direi, assolutamente coriacea, perché ha tedeschi e italiani. Sì, tedeschi e italiani, e sì, però c'è anche molta poesia con Claudio Sala, Rivera, Boninsegna, che vabbè, coriaceo, però faceva dei gol strepitosi. Va bene, vi ringrazio per questo Dream Team che va a far parte sempre della mia collezione, quindi prima o poi sui social dovrò mettere la classifica aggiornata, e vedremo alla fine dell'anno quali saranno gli 11, il portiere più 10 di movimento, che saranno più votati da tutti gli ospiti di Che Calcio Che Fa. Va Vabbè, bene. comunque scusa se posso Prego. loro pareggiano 4-4, ma il torneo a 3 lo vinco nettamente io con Pulci e Graziani di Sì, vabbè, vabbè, i gemelli del gol. I Hai gemelli fatto bene del a gol. metterli, Però che vedi com'è bello, no? Quando si parla i gemelli del gol, abbiamo tirato fuori alcuni argomenti di calcio. Schwarzenegger che faceva effettivamente quella coppia difensiva, certo Beckenbauer organizzava il gioco, ma dietro c'era uno rude che chiudeva tutto, no? È Come un chiaro. po' Baresi con Costa Curta, cioè Baresi andava un po' più in avanti, ma Costa Curta doveva fare le chiusure veloci, insomma. Va bene, riprendiamo il nostro cammino, che abbiamo tanti argomenti, speriamo di riuscire a farli più o meno tutti, quindi andiamo con la prossima slide, che quindi, parlavamo prima del Barcellona, quindi del calcio attuale. Chi è ora il mister più bravo? Abbiamo Allegri, che è un momento di attesa, abbiamo un accasato come Ancelotti, abbiamo un altro accasato recente come Mourinho, abbiamo Klopp che è al centro perché sembra un po' lui spopolare il momento, abbiamo un rampante sempre lì molto gasato che è Conte, un Zidane che se la prende un po' con Guardiola, ricordando un po' i fasti del passato che riguardano appunto le squadre spagnole. Marco, Quello che vince. è quello che e vince, basta. allora in questo momento quello che vince è Klopp, no? Quindi da Assolutamente questo... sì, fra 2 anni sarà qualcun altro, fra 3 anni Quindi non e c'è 3 anni fa è stato un altro. Non c'è più guardiolismo, non c'è più Mourinho. No, ci c'è il potre- guardiolismo, c'è il Se vince. contismo, c'è, Se esatto, vince. c'è l'allegrismo, però Vabbè, il ricorda, discorso- ricorda un po' Fiorello di questi giorni che continua a dire tutte le cosinismo, e vabbè, quindi è venuta fuori. no, Sì, visto, perché non lo sapevo. Mi addormento va bene, durante sì. il festival, poi mi sveglio nella pubblicità, Perfetto. quindi non l'ho seguito. No, è questo, perché comunque l'allenatore secondo me conta non più del 30% in una squadra. Poi dopo è vero che per arrivare a fare allenatore in squadre importanti devi essere bravo,
però a quei livelli, quando sono veramente tutti bravi così, non si può dire. Sono abbastanza... È molto sì. casuale la cosa, dipende anche che squadra prendono. Beh, detto da uno storico del calcio, ma al tempo stesso anche un po' matematico, direi discretamente matematico, credo che abbia una logica, perché anche la casualità dei numeri certe volte è anche la bellezza del calcio, no? Il fatto stesso che il calcio certe volte uno pensa che vinca la più forte, poi in realtà è la cosa, non è la cosa che ci rende più attaccati al calcio. Assolutamente sì. Tommaso? Ma io vado un po' sulla falsariga di quello che ha detto Marco, nel senso che poi alla fine chi vince è il migliore. Posso dire che rispetto all'immagine che abbiamo visto prima, un nome che ti fa, per il modo ti di intendere piace. il calcio, io amo Klopp e amo Allegri. Mi è sempre piaciuto Mourinho tantissimo. Non ho mai sopportato Guardiola, perché io non ho mai sopportato gli allenatori che pensano di aver inventato il calcio, perché la intendo come Marco, per me l'allenatore conta relativamente. Il mio preferito di sempre è stato Fabio Capello. Adesso mi stai facendo venire in mente una domanda, ma non è che effettivamente hanno preso tanto, forse perché li vediamo tutti lì messi insieme, hanno preso forse troppo piede l'allenatore. Una volta era l'allenatore, stava sempre un po' più in disparte, stava dietro, tanto doveva fare degli esercizi, poi metteva in campo la squadra, giustamente, un po' così, sono stati dei protagonisti anche loro. Tra Sacchi e Capello ho sempre amato Capello e non ho mai amato Sacchi. Beh, però ragazzi, io non penso che Eleni Herrera fosse uno che stesse tanto sulle... Sì, hai ragione, è vero, però stai parlando Rocco, cioè comunque era gente che sono dei capostuola, però. Assolutamente sì, come sono adesso questi, sì. Cioè, io non vedo sto grande però se c'è molta polemica per esempio su Mourinho, che non lo vedono, tu invece cosa pensi? È così il risultato, oppure c'è qualcuno che è un po' superiore? Io vedo in questo momento storico che c'è un grande ritorno del calcio all'italiana, però come dire, fortemente potenziato da un livello fisico incredibile, maggiore. Quindi c'è una generazione di giocatori che non può più andare a sostenere il guardiolismo, perché occorre essere sempre al top e poi a livello tecnico devi essere impeccabile. Quindi Klopp, secondo me, in questo momento è quello che perché interpreta meglio la fase storica che sta vivendo il calcio oggi. Ecco, è l'uomo giusto. Io credo che infatti giusto. il tattico in questo momento storico debba anche interpretare dove vanno le cose, dove stiamo andando. Questa forse è la prima domanda che devono farsi al momento del ritiro. Che gli allenatori tedeschi comunque hanno sempre di base una scuola italiana, che è una scuola estremamente redditizia. Ecco, vedete la scuola italiana e vedete cosa ci siamo. Noi ci siamo. La nazionale tedesca contro l'Italia ha sempre perso, ricordiamoci, questi hanno preso nota. La cosa più incredibile è stato il 2006, no? Quindi parlavamo prima, questa è la bellezza del calcio, strutture, mica strutture, vivai, stadi, e poi arriva l'Italia e vince dopo Calciopoli. Questo per dire cos'è l'Italia e cos'è anche la casualità del calcio anche, no? Bene, andiamo alla prossima slide che riguarda sempre gli allenatori. È stata votata la panchina d'oro che è stata assegnata a Giampiero Gasperini, secondo in classifica Sinisa Mihajlovic e terzo Allegri, appunto in questo momento è bello con le braccia conserte, parcheggiato, però pronto ad entrare probabilmente in una grandissima squadra. Velocissimamente, è giusta questa... Fondamentalmente sì, io l'avrei dato a Mihajlovic, ma per motivi probabilmente umani più che umani. Esatto, sì, che sono forse. Beh, sarebbe stato, io ci ho pensato, forse sarebbe stato non bellissimo, perché in fin dei conti, come per dire, te lo diamo per la tua condizione, invece lui l'ha preso perché giustamente ha portato il Bologna in buona situazione, no? Giusto? Tommaso? Sì, non l'avrei neanche messo sinceramente tra i primi tre, se devo dirti la verità. Cioè, avrei messo Gasperini, ci sta, Allegri sicuramente se la giocava. Chi avresti messo? Mazzarri. Ma in questo momento poi faccio fatica a ricordarmi anche la passata stagione, su immagino si è basato sulla stagione precedente, infatti ha vinto Liverani per la Serie B, per esempio, no? Non so chi avrei messo, ma avrei messo tra i primi due posti Spalletti. No, neanche Spalletti. Simone Inzaghi, ecco. Simone Inzaghi è uno che negli anni si è caratterizzato e l'anno scorso ha fatto bene. Semmai è la grande mancanza di quel podio, perché in quel podio lì comunque Allegri l'anno scorso ha portato una squadra a non raggiungere l'obiettivo importante. Però tu lo giudichi sull'Italia.
Questi sono premi italiani. Sì. La stagione di 2018-2019 con i risultati dell'anno scorso. Allora, Gasperini sono assolutamente d'accordo, perché poi ha creato anche l'idea di essere anche un suo, come dire, emulo. Infatti il Verona gioca con quello stile e secondo me Chi? il Verona di appunto Juric gioca come una piccola Atalanta. Quindi avremo già una scuola di pensiero che andrà in quella direzione. Questo E Gasperini è positivo? Positivo, no? Quindi secondo giusto? me è positivo e quindi ha creato anche una sua idea di Bene. gioco che viene già emulata. Poi Inzaghi sicuramente sì, perché noi dobbiamo anche immaginare che anche la Lazio ha una rosa corta, quindi in un calcio così logorante come quello attuale ha ottenuto risultati notevoli, e poi non è che lo Tito gli compri in questi fior di campioni, No, questo no. Va bene, siete d'accordo a fare nelle prossime 3 slide velocissimamente, appunto perché voglio toccare questi argomenti e con delle risposte veramente concise. Allora, Champions League, velocissimamente, Lione Juventus, Napoli Barcellona, Atalanta Valencia, Ludogorets Inter e Roma Gent. C'è qualcuno che può soffrire? Possiamo passare con tutte e 5? No, No. No. Con tutte e 4? No. forse. Con 3? Con 3 il minimo sindacale, se no... Passa l'Inter, passa la Roma, Passa la Juve. Non passa il Napoli col Barcellona, e non anche passa l'Atalanta l'Atalanta, col Valencia. Non se la possono combattere se la alla pari. giocano. No, Se la Napoli, giocano. secondo me col Barcellona È difficilissimo. durissima. E 4-5, 4 su Allora io 4 su 5. 4, speriamo 4, dai. Io i pericoli li vedo dove sembrano non esserci, cioè innanzitutto Conte, che è lui il pericolo di se stesso. Attenzione, ha creato un fronte di discussione nuovo. Sì, perché Conte pensa molto al suo ego e Ludogorets forse per il suo ego è qualcosa che conta poco, ma per la società Inter conta moltissimo, perché vuol dire... non può non essere in sintonia, cioè la società con l'allenatore, insomma, devono raggiungere l'obiettivo. Sì, però esistono allenatori oggi che hanno un ego direi sconfinato. Quindi il Ludogorets è uno scoglio che l'Inter deve assolutamente superare, e lì l'Inter deve immaginarsi più come se fosse un'azienda che non come un uomo al comando di una squadra. Vabbè, ho capito. Mi sembra di capire che tu forse ce l'abbia un po' con Conte, però vabbè, andiamo un po' avanti. Era un po' questo il discorso alla base. Velocissimamente la prossima slide abbiamo invece l'Italia, eccola. Vediamo l'Italia, questo è il girone dell'Europa, parto da Marco, abbiamo qualche sorpresa, Turchia, Galles e Svizzera, passiamo come prima, come seconda, non passiamo? Beh, dobbiamo passare per forza, giochiamo in Italia delle 3 partite, quindi è impossibile non passare, nella logica dei fatti. Sì. Se vuoi la seconda ti dico la Svizzera. Dovremmo passare almeno come seconda? Sì, beh, Ok. almeno come seconda sì, certo, Vabbè. per forza. Speriamo, vediamo. No, beh, dobbiamo passare nel girone, ma non è così facile come si dice. No. Analizzando, Per me sono Turchia tre- è sempre sono- una squadra pericolosa, sono i tre giocatori che partite non mollano, il difficilissime. Galles, forse il Galles, ecco, magari. La Svizzera è molto quadrata con giocatori Sono italiani. 3 squadre difficilissime secondo me da affrontare, però l'Italia deve passare punteggio pieno prima. Beh, così è un po' pericoloso dire così, io dico cominciamo a passare, no? Cioè, noi veniamo da una non qualificazione mondiale, quindi già il fatto di passare secondo me è una cosa importante, altrimenti caricano di grandissime Io responsabilità. vedo l'avversario più ostico, secondo me, Svizzera? è proprio la Svizzera, perché innanzitutto un dirimpettaio è sempre la persona che un po' ti guarda Ti dà fastidio. in un modo, sì, e vuole che tu comunque È inciampi. quello che ti mette la spazzatura di fronte a casa, no? C'è un po'... E poi è una squadra che è cresciuta molto perché ha creato un mix di appunto etnie che hanno fatto crescere il livello di tutto il calcio svizzero, e la vedo come l'avversario più, diciamo, il più pericoloso. È chiaro che primo o secondo posto ci devono essere assolutamente. Tradizionalmente la nazionale fra le 3 avversarie che più è stata ostica all'Italia. Sì, Esatto. è vero. Ah, beh, quindi qua abbiamo il dato statistico effettivamente. La È una Svizzera squadra è una brutta gatta.
Vabbè, anche perché poi appunto allenata da Petkovic che conosce benissimo, il numero 2 Banicone, quindi No, poi è una bella squadra. è una bella comunque. squadra, Anche la sì, Turchia sì, sì. non è mica una squadra da buttare. Vabbè, insomma, È diciamo un, che è un po' più livello fase un po' calata più magari la basso, Turchia, sì. però Non sì. ci dimentichiamo che dei giocatori molto importanti della Turchia sono dei giocatori molto importanti del campionato italiano. Sì, questo è vero, certo. C'è il Milan a Çalhanoğlu, che è un giocatore fondamentale per la Turchia, Under. Demiral e Under Under. sono Juventus titolare e Under nella Roma titolare. Demiral dovrebbe farcela. Sì, credo di sì, recupererà, ma comunque stiamo parlando di una squadra che... No, che ma ha... poi anche tradizionalmente negli Esatto. ultimi 15 anni la Turchia ormai Poi è vero che è una nazionale che può vincere tutte le partite come le può perdere rovinosamente perché sono poco magari equilibrati, però è una nazionale che se la becchi nel periodo in cui funziona non tutto, tirano la indietro, Turchia e poi non tirano indietro la gamba. Esatto, è una mina vagante. Bene, questa qua invece parafrasando una trasmissione famosissima che è appunto Striscia la Notizia, vediamo i nuovi mostri. I nuovi mostri, il VAR e le nuove regole, vedete questi nuovi mostri? Cioè per noi per incontrare, per giocare a pallone ormai il difensore deve mettere le mani dietro, purtroppo appaiono un po' come dei portatori di Eddington senza le braccia, in realtà purtroppo... Gli uomini del calcio balilla. Esatto, come il calcio balilla li muovi da questo punto di vista, quindi le nuove regole sono fatte apposta per migliorare, parlo poi con uno storico del calcio come Marco D'Avanzo. Posso dirle esattamente quello che penso? Dirlo, cioè devi dirlo, chiaramente siamo in fascia protetta, quindi... No, il VAR sta rovinando il calcio, anno per anno sempre di più. Questo già riassume quello che è il mio pensiero sull'argomento. Non vedo differenze di toni e di numero di lamentele da parte degli addetti ai lavori nei confronti dell'arbitrato rispetto a quando non c'era il VAR. Di conseguenza, anzi, si è ancora più... Sembra peggiorato. Sì, ma perché giustamente chi deve criticare, che poi a turno, poi criticano tutti logicamente, è ancora più stizzito dal fatto che, caspita, adesso c'hai il VAR e non riesci a darci la giustezza assoluta del calcio. Non ci sarà mai la giustizia assoluta del calcio e quindi ci sono gli stessi errori che c'erano prima. Quindi è un'occasione perduta, è un'occasione perduta? È un'occasione perduta, sì, io sottoscrivo tutto quello che ha detto Marco, in più aggiungo che sono convinto che fosse l'unica strada possibile quella di inserire la VAR, la VAR o il VAR a seconda. Ma la VAR è per il calcio femminile, La VAR è la tecnologia, il VAR è l'assistente che guarda. Ah no, pensavo fosse per il calcio Dovrebbe femminile. essere il VAR. Il VAR, vabbè, comunque che sia il o là, era necessario inserire il VAR in quel momento, però come scrissi prima ancora dell'introduzione ufficiale del campionato italiano su GQ, posso anche dire la testata, il problema è culturale, cioè se tu inserisci il VAR devi prima... Cioè bisogna affrontare un passaggio culturale, cioè bisogna capire che il fuorigioco è fuorigioco anche di 1 millimetro e che tutte le volte che tu colpisci la palla di mano in area è rigore. Beh, se tu definisci così la cosa, ma se dopo dai arbitrarietà, L'arbitrarietà nel momento esatto in cui si inserisce, nel momento esatto in cui si inserisce la tecnologia, ma per questo dico stiamo che giocando alla PlayStation. Quell'immagine lì è indicativa, cioè ormai devono... è un altro sport. È un altro sport, perché il corpo fisico deve fare Però nel momento un esatto in altro cui inserisci la movimento. tecnologia, e per me è impensabile che non venga inserita la tecnologia, devi accettare questo. Io sono per togliere la tecnologia e smetterla con le polemiche sempre, perché il calcio per E me ho paura che invece le polemiche siano create ad arte appunto per, questo, per il sistema. Ti vedo un po' stanco e sfinito da questo ragionamento, ma non loro, ma perché ti prende veramente... Sì, guarda, perché dall'intimo. credo che tutto nasca in Italia dal fatto che il calcio in Italia si è sempre vissuto in grandissima malafede. Beh, quindi, l'hai toccata piano, diciamo, no? Abbastanza... siamo arrivati a chiedere un VAR, a chiederlo perché siamo partiti noi ad introdurlo, perché evidentemente la situazione era arrivata al limite. Bene, se tu comunque introduci una tecnologia, io sono del parere comunque che eravamo arrivati ad un punto in cui il verdetto dell'arbitro
sembrava quasi essere sempre erroneo. Allora, mettere la tecnologia vuol dire comunque semplificare, ma in questa semplificazione spesso vengono decretati rigori che non esistono. E questo è il punto. Il 90% dei rigori assegnati è follia oggi. Sai che, il rigore deve essere un caso eclatante. Sai che hai perfettamente ragione. Io certe volte dico, guardando poi, mettendo sulla bilancia, sul piatto della bilancia un episodio con l'altro, dico, ma tutti e due possiamo anche non darli. Cioè, cominciamo a non darli, anche se tocca la mano, pazienza. Bravissimo, incominciamo Scusa, a in non pallavolo darli. non toccano col piede o dove arriva, possono dare il quarto tocco al volo, cioè, quindi qualcosa si può cambiare perché la fluidità del gioco e soprattutto la polemica, così evitiamo. Cioè, è tutto molto Guarda, più se avessimo fluido. investito in Italia sul Vivai, il calcio giovanile italiano, piuttosto che nel VAR, con quanti monitor hanno messo in tutti gli stadi, a colori poi, perché basta Sì, anche sì. in bianco e nero, è la stessa cosa, intanto devi dire quello. Quindi con costi maggiori, avessimo investito sul Vivai avremmo fatto molto meglio. Molto meglio come situazione, vabbè, quindi questa la lanciamo come proposta. Andiamo a una cosa velocissimamente, si parlava sempre della cultura sportiva, è proprio una cosa velocissima, si parla sempre del nostro modo di essere, del nostro modo di comportarsi, eccetera, eccetera, però io vedo sempre che ci sono degli episodi anche all'estero o qua in Italia, quando arrivano altre squadre, lì abbiamo la Fontana della Barcaccia, quando arrivò il PSV Eindhoven, quindi gente che viene dall'Olanda, è sempre gente molto tranquilla, però si scatenano bevendo, eccetera, eccetera. Dall'altra parte invece la statua di Zlatan Ibrahimovic, che è stata abbattuta e sbeffeggiata più volte perché lui ha sostenuto la sua squadra, l'Hammarby invece del Malmo, dove lui aveva giocato. Quindi, come per dire, mi verrebbe voglia, tu che tratti anche la materia all'estero, che ogni paese, ogni nazione, tutto il mondo è paese, tutto il mondo è bravo, paese. Sì, Al di là che noi abbiamo poi delle noi siamo situazioni pericolose, particolarmente certo. antisportivi, perché allora, questo che hai fatto vedere giustissimamente è vandalismo, e quindi è un qualcosa che col calcio c'entra poco, è solo una coincidenza che Però sia... però Sì. c'è da una parte l'appartenenza a una squadra, come da noi arrivano fuori gli striscioni contro l'altra squadra, si è rotto il crociato, eccetera, eccetera. Dall'altra parte una distruzione che noi tutto sommato all'estero non ho visto tifosi italiani distruggere più di tanto delle cose all'estero, mentre invece quelli che sono compressi in situazioni nel loro paese dove non possono muoversi di una virgola, mentre invece da noi invece Qua non si sono può compressi, fare, hai capito? non c'è la certezza della pena, di conseguenza, Esatto, e quindi si può... ma non perché vabbè, segui la tua squadra di calcio, però comunque sei maleducato di tuo, punto, questo basta. di sicuro. Noi invece abbiamo, volevo semplicemente dire questo, in Italia invece c'è una cultura antisportiva perché, come abbiamo detto prima, teniamo più al decesso dell'avversario più che alla vincita della nostra squadra. Beh, questa è la cosa giusta, questa è la cultura sportiva, hai Questa è perfettamente proprio ragione. antisportiva, e che abbiamo, guarda che abbiamo solo in Italia, perché all'estero è molto... C'è più aplomb, c'è più rispetto. C'è più tifo per la propria squadra, Sì. piuttosto che la ricerca dell'annientamento dell'altra. Sì. Chi vorresti annientare, Tommaso? Ti vorrei annientare nessuno. No, sono d'accordissimo con quello che ha detto Marco, cioè quelle sono scene di vandalismo che non c'entrano nulla con il calcio, e l'Italia sia un paese che dal punto di vista della cultura sportiva è proprio il terzo mondo, secondo me, da quel punto di vista lì. Cioè, non c'è nessun altro, credo, in Europa quasi forse in Europa c'è qualcosa, perché io e lui siamo stati anche nei Balcani più volte, e lì forse c'è un po' più di... veramente lì c'è poco da... Però lì stiamo parlando poi di atti vandalici. Sì. Tra l'altro devo dire la verità che secondo me hanno fatto un favore a Malmo a tirare giù la statua di Zlatan, perché era orrenda. Quando l'ho vista era una roba che dico, boh. Sì, io credo che se andassimo a concentrarci più sul tifo a favore, incanneremmo meglio tutte le nostre energie, quindi e daremmo anche forse un maggior supporto alla squadra. Quindi io la vedo come veramente un grandissimo spreco energetico. Questa è la mia opinione.
Va bene, mancano pochi minuti, saltiamo la classifica e guardiamo invece le partite del prossimo turno. Quindi abbiamo la 23esima giornata, sempre strutturata secondo la logica mia personale di importanza. Abbiamo un Inter-Milan, un Verona-Juventus e un Parma-Lazio. Come vedete, Lazio 50, Juventus 54, Inter 31, che incontrano tre squadre che sono 31-32 punti, quindi è la stessa fascia che incontra la zona alta, che incontra tre squadre del centro classifica. Ovviamente il Verona in casa può essere un po' più difficoltoso rispetto, ma anche il Parma, però se a casa sua effettivamente gioca bene, e la Lazio è più brava in casa che fuori casa. Insomma, ci sono delle piccole considerazioni ovviamente in ogni partita. Poi abbiamo un Roma-Bologna, che era un vecchio derby appunto del centro Italia, e una Fiorentina-Atalanta, dove appunto le due squadre a 39 punti incontrano due squadre che hanno delle difficoltà. Poi c'è il Torino-Sampdoria, interessante col cambio della conduzione, ne sapremo qualcosa dopo con Marco riguardante appunto il Torino, e dall'altra parte il Napoli che deve comunque confermarsi con un Lecce che ha vinto l'ultima partita. Poi ci sono le ultime tre, guardate proprio, il Genoa, la Spal e il Brescia, che incontrano il Cagliari, il Sassuolo e l'Udinese, che possono essere delle partite che potrebbero in qualche modo dettare un pareggio, un punticino per far salire la classifica. Marco, quale squadra tu andresti a vedere? Quale partita andresti a vedere di queste? Il derby di Milano, Il chiaramente, derby. assolutamente sì. Certo. Cioè un Verona-Juventus non ti interessa come squadra? No. No. Vabbè, categorico, giù, ha risposto. Benissimo, allora andiamo velocissimamente. Il derby, cosa vedresti invece? Anch'io, per forza. In questo calendario, questa giornata vedrei il derby, anche se poi non credo che sarà una partita particolarmente, magari adesso 5-4, 4 pari. Vince il Milan 8-0, vabbè. Non mi pronuncio, però vabbè, sicuramente di questa giornata sia la partita più interessante, il derby di Milano, senza dubbio. Sei d'accordo anche tu? Sicuramente il derby è quella che è più attrattiva. È chiaro che Verona-Juventus può essere una partita estremamente delicata, perché la Juve non la vedo andare là a spadroneggiare, perché il Verona appunto ha un calcio estremamente fisico e di forte comunque impatto, e ha messo in difficoltà la Lazio, che comunque era estremamente lanciata, addirittura per fare comunque un sorpasso. E Verona-Juve è una partita che potrebbe essere estremamente insidiosa. Il derby è una partita da, come dire, tripla, può accadere tutto. Verona-Juve anche. E per la Juve può Verona-Juve accadere. Esattamente. Però col fatto che ha recuperato ieri contro la partita Lazio, con la Lazio c'è stata una partita infrasettimane, per me il Verona non arriverà. Gioca sabato sera. carichissimo. È una squadra anche abbastanza fisica, quindi insomma corrono tanto, e appunto per questo che potrebbero essere un po' più morbidi Ecco, credo che abbia qualche squalificato anche il Verona importante. Può darsi, adesso non mi ricordo. Comunque una partita interessante può essere appunto Torino-Sampdoria. Guarda, io non andrei a vedere la Torino-Sampdoria, perché comunque mi viene a pressione a 300 e non ci vado. Se proprio mi stai chiedendo qual è la partita più interessante a livello di calcio, andrei a vedere Roma-Bologna. Allora, secondo me quella potrebbe Parma-Lazio. Io vorrò a Bologna, tu o Parma-Lazio, dico. Anche Parma-Lazio è una partita interessante. Beh, una bella partita, vedere anche il contropiede della Lazio, vedere un po' fuori casa. Contro anche il Parma, che è un'altra squadra. Il Parma è una squadra strutturata, sì, quindi vabbè, insomma. Poi c'è anche un derby emiliano che può anche muovere la classifica, perché uno Spal-Sassuolo, e se la Spal vince comunque la lotta per se la Spal vince va a 18, il Sassuolo però ha vinto l'ultima partita molto bene, e quindi insomma staremo un po' a vedere. Io vedo un campionato abbastanza equilibrato, sia in coda che in testa. Ma va? Sì, rispetto all'anno scorso. Poi non ha neanche guardato la classifica prima, l'ha saltata. Ma rispetto all'anno scorso, dove fu un campionato con un Benevento che Poerino aveva già a gennaio declinato, e una Juve che aveva già vinto, insomma. Vabbè, però retrocedono in 3, Sì. Beh, allora quindi vuol dire che è un campionato più interessante. Per esempio, vi voglio provocare. Per questo motivo gli stadi sono un filino un po' più pieni.
Ecco, può anche darsi, quindi allora vuol dire che in Inghilterra il Liverpool è a 73 punti e a 20 punti c'è il Manchester City. Il Liverpool quest'anno è così, lo so che sapevo, volevo provocarvi, quindi il 53 l'Leicester a 49 e poi a 8 punti c'è la quarta che è il Chelsea. Tottenham ce la farà a rientrare tra le prime 4. Se finisse ora saremmo in Europa League. In Europa, è già recuperato. È già un buon risultato. Io mi fido di Mourinho. E l'Everton, che invece di Carletto Ancelotti ha 33 punti, centro classifica, è un po' stazionario, si è un po' tirato su anche rispetto a quando l'ho prese, no? Certo, l'ho preso per quello. Ovvio. Se andava in via che con l'Everton. Ci mancava altro. Va bene, altro campionato interessante e comunque simile a quello italiano in questo momento è quello alla Bundesliga, dove appunto comincia già un po' a delinearsi, però il Bayern ha ripreso la vetta col Dortmund. Secondo me noi abbiamo fatto rinforzare il Dortmund, noi intendo il sistema Italia. Va bene, siamo arrivati alla fine della puntata, quindi questo è il momento che riguarda invece la solidarietà. Ricordiamo appunto che Calcio che fa è legato a questa iniziativa Conosce Frederick, e quindi per la ricerca e la cura della tassia di Frederick www.per-em.it, e quello è l'IBAN, ma io ve lo dico, IT 63 Q di quadro 030 6909 6061 0000 0133 443. Emma, si chiama Emma della Libera, e in un recentissimo post ha scritto queste parole. Io le leggo perché fanno capire tutto lo sforzo che ci sta dietro a questa associazione che conosciamo molto bene. Emma scrive: quest'anno sono 10 anni che lottiamo per cancellare la dicitura orfana di cure della tassia di Frederick. Dopo 10 anni la cura definitiva ancora non c'è e la mia salute è molto peggiorata. Ma allora a che è servito il nostro lavoro? Per fortuna è tutto riportato nel sito www.peremma.it e in sintesi le cose di cui sono più fiera sono: miglioramento della diagnostica con tecniche di neuroimaging, sperimentazione e approvazione di un farmaco contenitivo per alcuni sintomi, prossima sperimentazione di un altro farmaco, terapia con neurostimolazione transcranica, progetti di fisioterapia intensiva in un centro reso eccellenza per le atassie aperto a tutti i malati, aver creato una rete di contatti tra centinaia di ammalati e aver diffuso informazione e sensibilità. Non mi pare proprio poco. Approfitto di questo post per ringraziare di cuore tutti i sostenitori, chi dona, chi dà il 5 per 1000, chi acquista i nostri prodotti o partecipa agli eventi, e soprattutto merito vostro. Quindi Emma della Libera ci racconta ci porta questa fotografia indubbiamente dell'attività della sua associazione. Guardiamo un attimo con la slide successiva. Questi sono gli appuntamenti di Che Calcio Che Fa, quindi in TV venerdì alle ore 21, sabato alle ore 18 in replica, in radio il lunedì dalle ore 17 alle ore 19 su silvermusicradio.it e poi sul web con checalciochefa.com. Siamo arrivati ai saluti e io questa puntata l'avrei voluta raddoppiare come tempistica, non si può fare, però la cosa che mi preme in questo momento è salutare gli amici che sono venuti in trasmissione, quindi saluto Marco D'Avanzo. Buonasera a tutti, grazie dell'ospitalità. E ti faccio vedere ovviamente la copertina del tuo libro, quindi tutto il Grande Torino minuto per minuto, e quindi insomma abbiamo parlato all'inizio di questa bellissima pubblicazione. Saluto gli amici di C'era una volta Orei e quindi saluto Tommaso Lavizzari. Grazie mille Fulvio, buona serata a tutti. E saluto il DJ Henry Enrico Lazzari. Grazie, è sempre un piacere tornare perché... Va bene, ok, vi aspetto insomma quanto prima, sperando di avere anche delle belle notizie perché ci riguarda la vostra bellissima trasmissione. Noi ci vediamo settimana prossima con Che Calcio Che Fa.